Quindi Alberto? Vuoi usare questo? Sì, tu vieni fuori, perché ho una piccola sorpresa anche per te. Avevo invitato Alberto, Alberto un altro, Alberto 2, Alberto 1. Mondini, dove sei? Ah, vieni qui, dai, vieni qua. Lucio. Dai, fagli la domanda intanto. C'è un proverbio che dice: non discutere con un cretino, perché la gente che guarda potrebbe non vedere la differenza tra voi due. Quando ti trovi a discutere, no, è così, no, è vero. Quando discuti con Attivissimo, non viene mai in mente che qualcuno, cioè, è demoralizzante. Era l'altro? No, questo, per rispondere. Pronto, Poi Alberto, così lo saluti anche. Chiudo gli occhi e faccio finta di niente. Perché se dovessi pensare a quanto è demoralizzante dover dimostrare cose che per me sono ovvie, è chiaro che uno gli passa la voglia. Mi rendo conto però che esistono dei meccanismi psicologici di blocco rispetto a certe verità. Cioè non è facile per nessuno ipotizzare o anche per un attimo credere solamente che magari davvero gli americani si sono fatti da soli l'11 settembre. È un meccanismo in realtà naturalissimo, psicologico, che tutti abbiamo. Io stesso, la prima volta che ho sentito l'ipotesi, mentre sentivo che c'era qualcosa di storto con Bin Laden, ma quando ho letto per la prima volta su un sito, che è stato, forse se non sono fatti da soli, e che si sono buttati giù le torri da soli, la mia prima reazione è stata, ve lo giuro, no, non è possibile, gli americani non si farebbero mai da soli una cosa del genere. Questa è una reazione che credo venga a tutti noi, ma noi siamo tutti persone normali in realtà, e anche gli americani, la maggior parte, non accetterebbero mai una cosa del genere. Il problema è che quelli che sono sospettati di aver fatto questo non sono persone normali, sono degli psicopatici che hanno come dire, una scala di valori completamente diversa dalla loro. Per loro, con le finalità che si sono proposti, 3.000 morti lo chiamano collateral damage, cioè gli spiace, ma è un prezzo da pagare perché vogliamo ottenere quel qualcosa in più, che in questo caso era il controllo geopolitico dell'Asia centrale, e cose che sono ancora lì a cercare di riuscire a fare, fra l'altro. Per cui purtroppo è così, ma lo hanno fatto con Pearl Harbor. Con Pearl Harbor finalmente, dopo 50 anni, documenti storici desecretati hanno rivelato che in effetti gli americani hanno sacrificato quei 3.000, anche lì 3.000, guarda che caso, ma in questo caso marinai loro, quindi non cittadini qualunque, è stato ancora peggio Pearl Harbor, marinai addestrati, quindi costa a tirare su dei marinai, ne hanno sacrificati 3.000 più credo 14 o 16 navi, perché avevano bisogno assoluto di essere attaccati per poter poi andare a dichiarare guerra al Giappone, perché non so se lo sapete, ma la Costituzione americana non permette né al Presidente né al Parlamento di svegliarsi un mattino e dichiarare guerra a qualcuno. Bisogna prima essere attaccati. Ora, se aspettiamo che qualcuno attacchi gli Stati Uniti d'America, questi in guerra non ci andranno mai con nessuno, perché nessuno li attaccherà mai per primo. E quindi da quando sono diventati un paese imperialistico, cioè dall'inizio del Novecento, hanno sempre dovuto inventarsi ogni volta un qualche autoattentato per poi poter giustificare l'intervento militare. È stato così per la guerra contro la Spagna, per il possesso di Cuba nell'898, si sono autoaffondati una nave dando la colpa agli spagnoli, mentre già avevano preparato le truppe di invasione in Florida, pronte ad invadere, quindi sapevano già che ci sarebbe stato questo affondamento. Lo hanno fatto con l'affondamento del Lusitania nel 17, quando sapevano che questo avrebbe portato all'escalation contro il Kaiser per riuscire a entrare nella prima guerra mondiale. Lo hanno provocato loro, lo hanno fatto ovviamente con Pearl Harbor, e questo ormai è dimostrato anche dai documenti storici. C'è proprio, è uscito fuori ultimamente, non so quanti anni fa, il telefax, il cable si chiamava, di Roosevelt, che diceva a tutti i capi della difesa di tutti i porti del Pacifico non impedire in nessun modo l'avanzata e l'attacco delle portaerei giapponesi, vogliamo che siano loro i primi ad attaccare. L'ho detto a tutti, meno che al comandante di Pearl Harbor naturalmente, il quale quel mattino era lì a prendere il sole insieme a tutti i suoi marinai, e lui si è salvato, i suoi marinai hanno, appunto 3.000 di loro sono stati sacrificati. Il giorno dopo Roosevelt ha fatto l'indignato, è andato in Parlamento, l'ha chiamato il giorno dell'infamia, qui dobbiamo andare in guerra, se ne siamo obbligati, eccetera, eccetera. Lo hanno fatto con la guerra del Vietnam. Il famoso incidente del Tonchino, che ha permesso agli americani di entrare ufficialmente in guerra col Vietnam del Sud contro il Vietnam del Nord, è stato un incidente inventato, lo ha confessato prima di morire l'ex ministro della difesa McNamara in un documentario molto bello che si chiama The Fog of War, le nebbie di guerra, nella quale dice chiaramente, sue testuali parole, dice sì, dovevamo inventare quell'incidente perché avevamo bisogno di una scusa, se no non possiamo entrare in guerra. Lo hanno fatto con la prima guerra del Golfo,
quando hanno convinto Saddam Hussein ad invadere, gli hanno detto che non gli avrebbero fatto niente nell'invadere il Kuwait, dopodiché hanno fatto in modo che il Kuwait chiamasse in aiuto gli americani, siccome il Kuwait era il loro alleato, hanno dovuto intervenire e gli è toccato andare contro Saddam Hussein. Devono farlo in realtà. Se per caso, per un caso improbabile, gli attentati dell'11 settembre fossero stati veramente fatti dagli islamici, sarebbe la prima volta nella storia in cui gli americani hanno una giustificazione per andare in guerra. Purtroppo, molto probabilmente non è stato così neanche qui. Cioè loro devono creare questo perché proprio per Costituzione non possono entrare in guerra. E siccome sono una nazione imperialistica e ha bisogno di fare le guerre per restarlo, ha bisogno di queste scuse regolarmente che scatenano l'indignazione popolare sulla quale poi si fa leva e grazie alla quale poi si fanno le guerre che sono state fatte. Sai che io ho addirittura 2 fotografie di 2 giornali americani che una settimana prima ho due immagini di 2 giornali americani che una settimana prima dell'attacco a Pearl Harbor in prima pagina titolavano i giapponesi potrebbero attaccare nel weekend. Certo. Ok, l'attacco a sorpresa. Come vedrete domani, chi viene a vedere il film, il ministro degli esteri, Cordell Hull, era stato avvisato, lo dice un suo collega al quale lo ha detto Cordell Hull, era stato avvisato dell'attacco giapponese una settimana prima. Questo Cordell Hull chiamò il giornalista che racconta questo episodio, Cordell Hull è morto, il giornalista è ancora vivo, e dice: mi chiamò Cordell Hull il 2 di dicembre, l'1 di dicembre, dicendomi: fra una settimana i giapponesi ci attaccano, preparati, organizzati a scrivere il pezzo perché sarà una cosa eccezionale. Quindi lo sapevano chiaramente, come lo sapevano per l'11 settembre. Domani, il film che vedrete domani, inizia proprio con 12 paralleli fra Pearl Harbor e l'11 settembre. E sono dei paralleli che sono veramente scioccanti, perché lì vedi come i meccanismi dell'inganno si ripetono identici a se stesso. Non vi anticipo niente perché così andiamo fuori strada troppo su questo. Sì, adesso c'è. Sì. Sì, allora, Francesca mi ha chiesto gentilmente di fare un piccolo intervento. E intanto volevo dare il benvenuto a Massimo. Perché le nostre vite in qualche maniera si sono incrociate, no? Col libro Cancropoli e poi con una conoscenza via internet e via telefono. Sì, mi aveva già presentato un po' lui, no? Poi, ma penso che Alberto Mondini, Cancropoli sì, ed altro. alcuni di voi mi conoscono già, perché sono già venuto qui a tenere una conferenza. Sono l'autore del Cancropoli, La mafia del cancro e del tradimento della medicina, no? E il mio Cancropoli è stato un po' lo stimolo che ha poi aperto gli occhi a Massimo, lo ha spinto poi a intraprendere questa strada. Non so se mi ringrazierà o se... Come... Fatto prima fra le righe. Sì, appunto. E niente, le cose purtroppo vanno avanti così anche per quanto riguarda la sanità. Ci sono delle novità che magari verrò prossimamente a esporre, che sono molto molto interessanti, e però siamo sempre lì. Vengono da una parte... non veniamo informati, le persone non vengono informate e poi vengono, secondo livello, disinformate. No? Lo stesso schema che c'è anche per questi argomenti, anche per quanto riguarda la sanità, la stessa cosa. Ok, grazie a te. A proposito di questo c'è una cosa da dire che mi è venuta in mente, cioè, uno, perché poi i piloti oggi erano 2, ma poi c'era un terzo dietro, che mi sono accorto dopo che avevo ascoltato anche lui, il quale sull'autobus della navetta si è aggiunto anche lui alla discussione. E lui mi ha detto: sa, perché è vero, dice, però uno come fa a capire? Cioè ascolta voi e sembra che avete ragione voi, dice, poi ascolta gli altri e sembra che c'ha ragione gli altri. E ha perfettamente ragione, cioè rimarcava anche lui il problema della disinformazione. Io gli ho dato una risposta molto semplice, io dico: guardi, se lei riesce a isolare i fatti dalle opinioni, lei può costruirsi la sua verità. Ed è l'unica cosa che posso dire a tutti, cioè nessuno di noi è in grado di dire cosa è successo l'11 settembre, però certi fatti assolutamente verificabili possiamo affermarli. Ad esempio,
nel buco di Shanksville non c'è nessun aereo, ce lo dicono le fotografie, ce lo dicono i testimoni e non c'è niente che lo smentisca. Poi ciascuno trae la sua conclusione dal fatto che non c'è nessun aereo in quel buco dove ci dicono che è andato sottoterra un intero 757, mentre sappiamo che hanno trovato dei pezzi di aereo a 14 km di distanza. La conclusione sta a ciascuno, però i fatti confermabili sono quelli. Stessa cosa per il Pentagono, stessa cosa per le Torri Gemelle. Per le Torri Gemelle noi sappiamo un fatto inconfutabile è per esempio che una struttura non può, per le leggi della fisica, non perché lo dico io, cadere a velocità di caduta libera a meno che, una parte di un edificio non può cadere a velocità di caduta libera a meno che la struttura sottostante sia stata rimossa in anticipo. Se una struttura cade e nel cadere deve distruggere ciò che le sta sotto, non potrà mai cadere alla stessa velocità di una struttura equivalente che cade nel vuoto. Siccome noi sappiamo, per averlo cronometrato, che le Torri Gemelle sono crollate praticamente a una velocità molto vicina alla caduta libera e l'edificio 7 è crollato letteralmente, cronometricamente, a velocità di caduta libera, noi sappiamo che quel tipo di caduta non può essere avvenuto se non c'è stata prima una rimozione completa e generale di tutta la struttura portante. Questo cosa significa? A meno che qualcuno conosca un modo per rimuovere la struttura sottostante facendo bu con uno spavento, l'unico modo conosciuto è quello di usare esplosivi. Questo porta a una conclusione forzata. Se è vero che c'è stata una velocità di caduta libera, vuol dire che qualcosa deve aver tolto la struttura sottostante. Se uno usa questo metodo, parte dal fatto e trae delle conclusioni logiche che sono legate strettamente a quel fatto, secondo me non si perde mai. È molto faticoso perché prima di riuscire a isolare i fatti dalle opinioni ci sono molti trabocchetti, appunto come vedete c'è Attivissimo che ti dice ma sai i nuovi motori turbofan fanno più scie di quelli vecchi, qui. Allora tu sei confuso perché inizialmente ti sembra una buona... Lì bisogna veramente impuntarsi con le unghie e ragionare, dire cosa c'entra la quantità di scie che vengono create con la loro permanenza nel tempo, durante il tempo. A quel punto capisci che ti ha raccontato una bugia. È uno sforzo che ognuno di noi deve fare da solo, cioè da nessuno, né da parte mia né da parte degli altri, troverete mai una qualunque verità preconfezionata pronta da prendere e portare a casa. Io credo che questo sia il segno più significativo della nuova era di internet. Cioè in internet, siccome c'è tutto, c'è il contrario di tutto, purtroppo e per fortuna ciascuno è obbligato a trovarsi la sua verità. Bisogna passare un po' di tempo, bisogna dedicarsi, bisogna usare il cervello ovviamente, bisogna non dare per scontato che né Mazzucco né Attivissimo né nessuno ha ragione a priori. Mazzucco mi racconta questo, vado a vedere se è vero, ma sì è vero, quindi cosa può essere? Quell'altro mi racconta questo, vado a vedere se è vero, ma forse no, forse questo mi prende in giro, oppure il contrario, vedete voi. Però è l'unico modo di procedere è quello di partire dai fatti, perché se uno parte dalle opinioni, questo è impossibile che gli americani facessero una cosa del genere, si è già fregato in partenza. C'è un detto, che ha detto qualcuno che non mi ricordo, famoso, che dice ciascuno di noi è prigioniero di quello che crede di sapere. Quindi noi crediamo, per esempio, istintivamente che sia impossibile che l'americano si faccia una cosa del genere, partendo da questa premessa sbagliata, tutto il nostro ragionamento logico viene errato. Quindi il nostro procedimento deduttivo è viziato in partenza da una premessa errata. Togli le premesse, invece di partire dalla premessa logica, parti dai fatti, arrivi alla conclusione con un metodo induttivo invece, e almeno su quella conclusione hai la certezza di aver trovato qualcosa di solido. Questo è il mio metodo, poi ognuno fa quello che vuole. Grazie, ciao a tutti, ciao Massimo. È sempre molto interessante ciò che dici e siamo qua appunto per questo. D'altronde di Pannare e spiegare l'inganno dei tempi di Adamo ed Eva è sempre stato una cosa di estremo interesse e che è utile appunto sapere, perché bisogna essere consapevoli, no? prima di iniziare un cammino che ci porti a migliorare il mondo in cui ci troviamo a vivere, soprattutto in questo momento storico, che è un momento particolare di transizione. Ti chiedo, hai mai pensato di mettere a disposizione la tua professionalità per raccontare anche ciò che c'è di veramente buono in questo mondo, soprattutto in questo periodo storico che forse ha bisogno per dare speranza, fiducia? E quindi che ne dici? Ti risponderò in modo apparentemente banale. Bene e male coesistono sempre.
Per esempio, se voi avete voglia, cercate su YouTube, è un video che ho fatto io, un montaggio, che si intitola Miracolo a Ground Zero. Chi l'ha visto sa di cosa L'ho parla. appena ripassato anche ieri in vista del tuo arrivo. Ecco, io tutte le volte che lo vedo mi viene da piangere, e l'ho fatto io, quindi so già come va a finire, nonostante quello mi viene da piangere. Il bene e il male stanno insieme, non sono separabili. Se vai a chiedere a Rumsfeld perché hanno fatto quello che hanno fatto, sono sicuro che dentro di lui è a posto con la sua coscienza. Qui bisogna stare molto attenti, secondo me, a non sentirsi necessariamente dalla parte del bene. Tu hai parlato di un mondo migliore. Sicuramente quello che vorremmo noi è migliore di quello che abbiamo, ma secondo me non dobbiamo commettere l'errore di pensare che solo perché stiamo da quella che noi crediamo essere la verità, allora siamo migliori. Forse, dico forse perché di più non posso avventurarmi a dirlo, forse è proprio nel processo di separazione fra il bene e il male che cerchiamo di fare che sta la nostra crescita, cioè non sta tanto nel io avevo ragione, ti è cornutazzo, vai a quel paese, ma nel percorso che ciascuno è obbligato a fare per arrivare a quelle che sono le sue certezze. Quindi in questo caso il mio bene non è il tuo, non è il suo, non è quello di qualcun altro. Quindi in realtà la tua domanda non ho mai pensato per il bene. Io il bene lo vedo, nel momento in cui io denuncio il male, mostro anche il bene che non c'è. Quando faccio vedere, per esempio nel Nuovo Secolo Americano, la scena finale, chi l'ha vista se la ricorderà sicuramente, quegli americani che sparano da dentro i carri armati e godono come dei pazzi, muslim, fucking muslim, hanno preso un altro, come se fossero dei cervi, li buttano giù e godono. Ecco. Nel momento in cui mostro una scena del genere, io mostro anche il bene che non c'è. Cioè tutto quel male ti fa venire voglia di bene, quindi in realtà stanno insieme sulla scena, tu vedi solamente uno dei due aspetti. Non so se sarebbe possibile fare un film sul bene che non fosse melenso, noioso, non lo so, non ci ho mai pensato sinceramente, ma non mi sento di mancare a qualcosa non mostrandolo, perché lo mostro comunque nella sua mancanza, denunciando il male e denunci anche il bene che vorresti che ci fosse. Io vorrei sapere una cosa, tu vivi negli Stati Uniti, non hai problemi, vabbè, e finché ci vivevi, non avevi problemi con questo giornalismo d'inchiesta così importante? Ti do una risposta alla Aldo, Giovanni e Giacomo, non mi cagava nessuno. Questa è una triste constatazione in un certo senso, perché da una parte sono felicissimo che nessuno ovviamente mi abbia mai rotto le scatole in alcun modo, tengo famiglia, quindi la priorità è che stiano tutti tranquilli. In realtà il fatto che nessuno si sia mai neanche degnato lontanamente, ma neanche di mandarmi una lettera con un piccolo vaffanculo, una soddisfazione, niente, vuol dire che in realtà a livello di massa siamo insignificanti noi ancora, purtroppo. Cioè non diamo fastidio al sistema, anzi, ne parlavo prima con Tom, ogni tanto mi viene addirittura il dubbio che siamo utili al sistema in qualche modo. Nel senso che se non stiamo attenti e se non facciamo quello che facciamo in senso costruttivo, ma lo facciamo in senso solamente liberatorio, come dire, venire qui e dire cattivacci, bugiardi, ci avete mentito, bastardi, e andiamo a casa, alla fine facciamo il ruolo di valvola di scarico della società. Chi di voi andrà a casa e dirà però Mazzucco, ne ha dette 4, bravo, tutto contento, poi domani torna a rifare gli stessi errori che faceva ieri. A quel punto abbiamo svolto un ruolo negativo, cioè abbiamo fornito una valvola di scarico a chi è un pochino più sveglio degli altri e si pone certe domande e l'abbiamo riportato al livello di tranquillità. Quindi in realtà il lavoro da fare è quello di usare ogni pezzettino in più di conoscenze che riusciamo a mettere insieme, sempre con umiltà ovviamente, perché quello che rimane da capire secondo me è miliardi di volte di più di quello che crediamo di aver capito, ma almeno quello che crediamo di aver capito, di usarlo per costruirci sopra qualcosa. Cioè se è vero che ho capito questo, da domani non mi comporto più così, ma mi comporto così. Quindi quello che diceva prima l'amico che diceva è la responsabilità di ciascuno. Io non la chiamo felicità, lui la chiama così, ma credo che sia solo questione di termini. Io la chiamo realizzazione dell'essere umano, è di svegliarsi al mattino, di sapere che tu agisci con coerenza rispetto a ciò che credi di aver capito, ciò che credi.
Se hai la forza di fare questo, allora veramente cambia tutto. Il problema è che poi ciascuno nel suo piccolo cede. Uno dei 3 piloti dell'Italia, che ormai sono diventati mitologici qui questa sera, mi ha detto, perché è stata è stata un'epifania per me questi 3 oggi, mi ha detto alla fine sì, però sai che c'è, io alla fine sì, mi interessa queste cose, però poi se alla fine so che non posso fare niente per cambiare le cose, che ci posso fare più di tanto? Ecco. Quindi questo è uno dei 3. Mi ha depresso molto questo, che questo vuol dire che lui per esempio non utilizza quelle informazioni in più che gli ho dato. Io bene o male gli ho detto guarda che ti hanno preso in giro come un cucù fino a ieri, se tu non incontravi me, io ti spiegavo quella cosa degli sbuffi, tu non avresti capito niente. Adesso che lo sai mi dici sì ma tanto io non ci posso fare niente e torni nella tua cuccia. Questo è l'errore che non bisogna fare, cioè in questo caso allora non serve veramente a niente, se no secondo me si può costruire solo così. Cito un mio favorito in assoluto che è Robert Kennedy, che diceva nessuno, quasi nessuno, diceva lui, che sì, credo che si autoescludesse, è grande abbastanza da poter cambiare il corso della storia, ma se ciascuno con i suoi atti quotidiani continua a fare sempre qualcosa coerentemente, questi piccoli gesti diventano un rivolo che scende a valle, diventa un fiume poderoso che è capace di travolgere qualunque muraglia. L'applauso a Robert Kennedy, non a me. Tu che sei un campione della controinformazione, nel senso positivo del termine, perché è giustamente controinformazione, anche se si potrebbe chiamare informazione perché è reale, mentre è quella ufficiale la Io la controinformazione. chiamo libera informazione. Perfetto, anche perché appunto sei logico, ok, coerente e conseguenziale, 3 caratteristiche che si trovano nei tuoi documentari. Stasera, incrociando per caso la frequenza radiofonica di Radio 24, sentivo Cruciani con il suo solito tono provocatorio, arrogante, affermare nei confronti di Matteo Salvini, che diciamo è contrariamente contro l'euro, uno dei temi attuali, ok? Paventando il fatto che tutto il problema è connesso alla proprietà, diciamo, del sistema denaro, e che sarebbe praticamente, secondo un pensiero comune, tutti coloro che sono contro, ok, gestito dagli ebrei. Quindi Cruciani gli fa, ma tu sei Cruciani, e gli fa, tu sei convinto che le banche siano in mano agli ebrei? E Salvini quasi impaurito, no. Ma rispondi, fa Salvini, tu sei convinto di questo? E a quel punto là Salvini dice, ma no, io dico che sono tutti, diciamo, dei Bauscia quelli che affermano che gli ebrei siano a capo di questo complotto internazionale. Allora, come tu hai detto prima, che Mentana ha sfondato nel momento in cui ha presentato il tuo documentario, perché ha superato la soglia critica, ok, ed è riuscito ad ottenere un gran successo su questo argomento dell'11 settembre, io ti lancio una palla che se tu prendi in mano e fai un documentario su questo, ok, dimostri ancora di più di andare a sfondare un tabù che nessuno ne parla. Su questo parli dell'economia? No, non economia. Adesso vado a elencare un altro fatto storico che è praticamente il revisionismo del tema dell'Olocausto. Cioè, bisognerebbe portare un documento, ok, in cui si afferma che l'Olocausto non è assolutamente quel fenomeno praticamente che vede... Ti avevo detto una domanda, non una conferenza, e mi stai bruciando uno dei prossimi relatori. No, aspetta. No, che l'Olocausto, ok, verrebbe documentato in termini, diciamo, reali, sì, come un fenomeno che è stato ingigantito oltre portata. Ti do la mia risposta, permettimi, ho già capito la domanda. Hai già capito, perfetto, grazie. Ti do la mia risposta, perché posso darti solo la mia, sulla questione dell'Olocausto. Io ritengo che il problema quello che chiamano negazionismo, cioè il fatto di attaccare coloro che negano che 6 milioni di ebrei siano morti, in realtà sia un falso problema creato ad hoc per distrarre l'attenzione dal vero problema, che è un altro. Il vero problema è chi ha voluto lo sterminio degli ebrei, e non sono soltanto i nazisti e le forze occidentali. Se studi un pochino la storia del sionismo, da Theodor Herzl in avanti, tu scoprirai che ci sono moltissimi casi, riportati anche nei documenti storici, in cui furono gli stessi sionisti a volere l'Olocausto, a collaborare con i nazisti perché questo avvenisse, perché gli sarebbe servito. Allora, se tu hai di fronte una realtà del genere e tu sei un ebreo un sionista, scusami, non un ebreo, io con gli ebrei non ho niente, con i sionisti ho qualche problema.
se tu sei un sionista e sei in questa situazione, ti fa molto comodo che ci sia qualche, scusami il termine, cretino, che dice non erano 6 milioni, erano solo 4,5, no, erano 5, no, erano 3, la bomba... Che differenza fa se erano 3 o 6 o anche 9? Io infatti dico sempre, guarda che non erano 6 milioni, erano 9. Allora la gente mi guarda così, come 9? Tutti dicono di meno, tu dici di più. Io dico erano 9. Adesso trovate però chi li ha voluti veramente quei 9, perché nessuno ti sa dare quella risposta. Quando tu hai una nave carica di ebrei, la St. Louis, che, che scappano dalla Germania, l'ultima nave che è scappata, arriva in America e qualcuno riesce a convincere il presidente Roosevelt a rimandare indietro questa nave, e l'America è la famosa terra della libertà che accoglie tutti, vuol dire che c'è qualcuno che ha non solo un grande potere ma anche delle intenzioni molto precise, che questa gente finisca nei campi di concentramento. Questa è la mia risposta. Non hai letto tutte le dispense, perché c'erano degli articoli. Io più che una domanda ti volevo chiedere se hai 5 minuti da raccontarci, penso di sì, della tua esperienza americana, perché quello che noi vediamo dell'America è molto filtrato, credo, a parte da una certa cinematografia, eccetera, ma anche da quello che vediamo su internet. In particolare, se in questo raccontino ci puoi mettere dentro i tuoi rapporti personali con altri personaggi, perché ho visto che i tuoi documentari sono sul sito di Griffin, quindi immagino che tu lo abbia conosciuto. E poi volevo chiederti se hai avuto con... Scusami, Griffin? Edward Griffin. Edward G. Griffin. Edward G. Griffin, sì, quello con capelli bianchi. Sì, l'ho conosciuto. Esatto. E se hai conosciuto per caso Jesse Ventura, magari, non lo so. Per fortuna mia no. Per fortuna tua no, vabbè, raccontaci qualcosa anche di lui. E il fenomeno Ron Paul si sente... No, vabbè, dai, no, vabbè, pazienza. fai tu. Se ognuno avesse un quarto delle tue domande... No, vai, è finito. No, non so come... L'esperienza americana di 20 anni in 2 minuti è difficile da dire. Io conoscevo già l'America da prima perché come fotografo di moda avevo vissuto già a New York da scapolo, diciamo, no? Quando ero giovane. E ci sono tornato nel 94 con la famiglia, con i figli, per un motivo molto preciso. Volevo fare cinema lì e perché non volevo che i miei figli crescessero in Italia, avendo l'opportunità di non farglielo fare, perché mi rendevo conto che per i giovani purtroppo l'Italia era e rimane ancora oggi un paese con pochissime possibilità. Mentre lì ci sarebbe stato sicuramente da combattere l'individualismo, il concetto di successo a tutti i costi, eccetera, eccetera, ma in compenso avevano almeno delle possibilità normali, cosa che infatti hanno avuto. Io ho una figlia di 25 e uno di 22 e stanno seguendo la loro strada. Abbiamo fatto noi da contrappeso in casa, per cui non sono diventati super americani, ma se non altro hanno la possibilità sanno che alla vita possono chiedere quello che vogliono chiedere perché hanno diritto di chiederglielo. Qui purtroppo è il meccanismo di come sono state tarpate le ali ai giovani e non certo in modo casuale. Negli ultimi 30 anni è qualcosa di assolutamente mostruoso. Io avendo la possibilità appunto con il cinema di potermi trasferire là ho aggiunto sulla bilancia anche questo fatto che ora i figli... Scusa, sì. Dici l'Italia peggio che in altri paesi europei? Tarpate le ali non lo giovani? so, non ho vissuto in altri paesi europei. Però l'Italia in particolare c'è un cinismo e almeno lo senti da tutti, una rassegnazione già in partenza, che veramente vedere un ragazzo di 18 anni che già dice ma se che vuoi fare, non si può fare quella cosa, già rassegnato così, che si adatta, è una cosa orribile, perché se c'è un momento della vita in cui tu devi poter credere di fare il triplo di quello che farai è quando hai 20 anni. Adesso i motivi per cui siamo arrivati a questo sono molto lunghi. Come esperienza americana, ti ripeto, io ho passato, lo dicevo prima a Tom, ridevamo, ho passato gli ultimi 20 anni in un garage, perché avrei potuto vivere a Vigevano, che era lo stesso rispetto al lavoro che ho fatto. Da quando c'è internet, dove vivi non ha più niente a che vedere con quello che tu fai in rete, no? Ovviamente stavo a Los Angeles, la città è carina, eccetera, eccetera, ma alla fine abbiamo deciso di venire via. Siamo venuti via 2 mesi fa, siamo tornati in Italia per una serie di motivi, tra i quali il fatto che appunto i figli ormai sono cresciuti, quindi sono in grado di fare le loro scelte dovunque vogliono, e per noi alla fine ci siamo stufati di mangiare plastica e respirare merda, diciamolo chiaramente, perché se tu sali sulla collina di Los Angeles e guardi la vallata sotto, chi c'è stato lo sa, vedi una coltre di grigio e tu dici ma io devo vivere dentro a questa pozzanghera di schifezza dal mattino alla sera. Quindi io ho assaggiato i pomodori di nuovo per la prima volta dopo 20 anni, un mese fa. Non mi ricordavo più il sapore di un pomodoro, ti giuro, sembra una stupidaggine.
è il cibo di plastica, o spendi $20 per un pomodoro, vai a comprarlo dall'orefice praticamente, o se no non riesci, cioè è una cosa folle, allora respiri male, mangi male, in fondo non avevo nessun motivo particolare di stare in quel garage particolare, ne ho trovato uno molto più carino in Calabria, che costa anche meno, esco, mangio da benissimo, il sole è uguale esattamente, gli italiani mi piacciono di più degli americani, quindi fine dell'avventura, te l'ho fatta molto veloce, ma insomma l'essenza è questa qui. Griffin. Griffin mi ha cercato lui, pensa, quando ha visto il mio documentario sul cancro, perché lui compare infatti nel documentario sul cancro. Ah no, scusami, no, non voglio essere così presuntuoso, l'ho cercato io prima, per chiedergli il permesso di usare le sue immagini e le sue conferenze nel mio film sul cancro. Poi dopo che lui l'ha visto, mi ha voluto conoscere, mi ha invitato vive fuori Los Angeles, una ventina di chilometri, abbiamo passato una bella giornata insieme, però non siamo molto d'accordo, ho capito in quel momento che lui è una persona diversa da me, lui è un repubblicano libertarian alla Ron Paul. Lui voleva capire da me se io fossi disponibile a fare un documentario con quella che lui chiamava la mia bravura sull'argomento libertarian. E gli ho fatto capire gentilmente che non era il mio orientamento politico e siamo rimasti in ottimi rapporti, ma non se ne è fatto poi niente. Perché Jesse Ventura dici no? No, beh, Jesse Ventura è una battuta così. Cioè, non credo di poter guadagnare niente da incontrarlo come Jesse Ventura, cioè è un personaggio talmente al di sopra delle righe che anzi pensa che ci sono addirittura 2 frammenti nel mio film del suo programma sull'11 settembre. Ho dovuto evitare di mettere lui però, perché lui rovina tutto, cioè lui è talmente esagerato su tutto, col suo modo teatrale o il suo modo di fare, però non è il mio stile, cioè io preferisco uno stile pacato, con i fatti documentati, e lui invece è tutto frasone, tutto, lui dava a CNN a tirare dietro Madonna a tutti, e ci andava perché era colorito, ma alla fine lo capivi che lo guardavano così con passione, perché insomma, da quel punto di vista è quasi funzionale, giusto per fare il ecco, conto. lui assolutamente svolge perché poi ti permette di dire guarda che cretini questi complottisti, sono proprio dei fuori di testa, come Jesse Ventura, codino a 70 anni, che capisci che c'è qualcosa che non va, no? Altre domande? C'è anche chi l'ha visto, c'è il film sulla marijuana, sulla quale se volete posso rispondere qualcosa, su quello sul cancro, quello sugli UFO. Beh, qualcosa, esistono. Ecco qualcosa. Fin qua ci siamo mica tanti. Io ho fatto ma da dove vengono? Chi sono? Perché? Com'era Aldo Giovanni Giacomo? Chi siamo, dove veniamo? E Dio esiste, se sì perché, se perché cos'è, com'era, non mi ricordo più. Non lo so da dove vengono, però quello che risulta evidente dalla ricerca che ho fatto è che mentre oggi si potrebbe anche dubitare che le macchine volanti non identificate possano essere tecnologia terrestre, sono certo al 2000% che gli avvistamenti degli anni 40 e degli anni 50 hanno messo in mostra delle caratteristiche, delle performance, di capacità tecnologiche che per noi erano assolutamente inconcepibili in quel periodo. Ed è lì che ho capito appunto che magari oggi le macchine volanti di oggi possono essere di chiunque. Sì, non so quanti di voi seguono per esempio un sito che si chiama oh mamma mia, scusate, non è Camelot, capita anche a te? Project Camelot, grazie. Per fortuna sei venuto tu stasera, Tom, se no facevo 40 magre di fila. Project Camelot, lì addirittura quelli che parlano, quando parlano di UFO non dicono ma era dei nostri o dei loro, cioè per loro, nella loro terminologia di parlare, è normale parlare dei nostri o dei loro. Questo presuppone ovviamente che ci siano stati degli scambi di tecnologia negli anni passati, nei decenni passati, cosa che ormai sembra confermata e ben difficile da rifutare. Quello che però mi ha convinto a fare il film sono state 2 cose. Uno, appunto, vedere il livello di tecnologia pietoso che avevano gli americani subito dopo la guerra, quando cercavano di far volare delle specie di frigoriferi, li mettevano dentro il progetto Avrocar, che è una cosa che sembra le giostre, esatto.
e ci hanno messo dentro tanti di quei soldi per far volare quell'affare, però lo facevano volare con un'elica, praticamente la roba non stava neanche in piedi, e contemporaneamente avevi Volava in effetto suolo, non è mai riuscito a volare. Esatto. Mentre avevi negli stessi anni degli oggetti non identificati che comparivano dietro la montagna, ricomparivano di là, sparivano di là e in 4 secondi erano scomparsi. Pensare che già quelle fossero tecnologie segrete ti viene da dire, ma ragazzi, sono passati 50 anni, perché non le avete usate per fare qualcosa? Andate ancora a fare la guerra con i carri armati. Hai messo benissimo nel tuo film, hai mostrato i documentari dell'epoca, i militari che Stupiti, con la faccia che dicevano this is not ours, we don't know ours, but it's not ours, dicevano, non sappiamo cos'è, ma non è roba nostra. Addirittura c'è stato un periodo in cui i russi pensavano che fossero gli americani pensavano che fossero i russi, finché si sono parlati, e curiosamente Nixon e Brezhnev del 70-71, insieme al famoso trattato di denuclearizzazione, hanno firmato anche una postilla che riguardava eventuali comparse di oggetti non identificati nei propri cieli. Cioè si sono detti, sta scritto nel documento, ci impegniamo reciprocamente ad avvisare l'altro, nel caso ci sia qualcosa di nostro che sfora nel vostro cielo, oppure se non è nostro che lo sapete che è di qualcun altro. Ora, qualcun altro in quel periodo non c'era che potesse avere tecnologie del genere. I giapponesi stavano ancora riprendendosi dalle ferite di guerra, i cinesi mangiavano riso e basta, non c'era nessun altro al mondo che potesse avere tecnologie del genere, eppure si erano impegnati reciprocamente ad avvisarsi se per caso quel qualcosa che compare nel cielo è vostro oppure no. Tertium datur, in questo caso, cioè l'unico tertium possibile era extraterrestre. Comunque nel film, appunto, lo trovate in rete, I padroni del mondo, si vede chiaramente come, appunto, vedi proprio la faccia di questi militari stupefatti che non sanno assolutamente a che parte girarsi. Tant'è vero che il famoso debunking, che così ci ricolleghiamo all'inizio, nacque proprio in quel periodo. C'è un documento si chiama Robertson Panel, documento Robertson Panel che diceva chiaramente nel 52-53, dopo una invasione di UFO che ci fu su Washington nel 52, è uscito questo documento che diceva chiaramente dobbiamo istruire tutti i media vanno istruiti affinché neghino sistematicamente il fenomeno degli UFO e usino come metodo di negazione la derisione, cioè da oggi che venga deriso chiunque parla di UFO. Oggi a noi capita, per esempio, di andare in televisione, tu dici UFO e l'altro dice sì, gli omini verdi, no? E ti ride dietro. Lui non sa, quel poverino, che il suo è un riflesso condizionato da 50 anni di condizionamento sistematico da parte dei media, che sono stati istruiti a prendere in giro sistematicamente chiunque parla di UFO, per cui uno si trova di fronte alla derisione e chiaramente ti passa la voglia di parlarne nella maggior parte dei casi, no? Il debunking è stato, la parola compare per la prima volta ufficialmente in questo documento del 52, Robertson Panel, nella quale si dice si faccia da oggi questo per nascondere la verità. Diciamo che comunque il granellino di sabbia nel loro ingranaggio è stato proprio quello su cui loro avevano puntato di più. Il Project Blue Book. Sì, il progetto Blue Book, ma in particolare il professor Hynek. Questo non lo so cos'è. Joseph Allen Hynek è stato riconosciuto come uno dei maggiori esperti mondiali di UFO. Ah, certo. E lui era stato assoldato proprio nell'ambito del progetto Blue Book proprio allo scopo di prendere i casi di UFO e smontarli, no? Dargli una spiegazione plausibile. Il problema è che loro non avevano considerato che Hynek era comunque uno scienziato con una certa integerrimo, insomma, aveva una certa onestà intellettuale, sì. E quindi quando a un certo punto E1, E2, E5, E10 si trovava di fronte a dei casi che non riusciva a spiegare come aveva fatto all'inizio, visto che l'ha coniato proprio lui, il tele dei gas di palude, per esempio, sì. Aveva coniato lui. Però a un certo punto Hynek, da scettico, da marionetta in mano a questa operazione di debunking, è diventato invece il più grande esperto riconosciuto all'epoca della problematica UFO, tant'è che è stato consulente anche del film di Spielberg che tutti conosciamo, ma un piccolo inciso. E il progetto Blue Book, che è la raccolta che il governo americano ha fatto per mettere a tacere una volta per tutte, appunto dando queste spiegazioni qui, palloni aerostatici, palloni sonda, palloncini dei bambini scappati per aria, qualunque cosa venisse in mente era valida per spiegarli. Lo stesso progetto Blue Book si conclude
con 700 casi, mi sembra, su oltre 30.000 segnalati, per i quali non abbiamo nessuna spiegazione. Quindi, come dici tu, per i quali né il pallone sonda, né l'incubo della nonna, né qualunque hai mangiato troppa polenta ieri sera e hai visto qualcosa che non c'era nessuna spiegazione valida. Quindi in realtà lo stesso progetto Blue Book, questo libro, riconosce l'impossibilità di spiegare e quindi conferma l'esistenza di quello che è un oggetto non identificato. Poi, appunto, da lì al cosa sia. Ci sono sempre due aspetti in questo tipo di problematiche, c'è la parte della domanda e c'è la parte della risposta. Nell'11 settembre la domanda viene posta da noi in questo caso: come è possibile, per esempio, che un aereo sia scomparso nel buco? Come è possibile che le torri cadano a velocità di caduta libera quando sappiamo che le leggi della fisica lo impediscono? Eccetera. Questa è la domanda. Quando uno comincia a dire hanno usato la termite, hanno usato la dinamite, hanno usato questo tipo, allora cominciano le risposte. Questo è un territorio molto infido nel quale io sconsiglio sempre di avventurarsi a chi sta dalla nostra parte, perché nel momento in cui cominci ad offrire una qualunque risposta, per esempio cominci a dire al Pentagono è stato un missile, di colpo ti trovi tu l'onere della prova sulle spalle. Oh, come fai a dire che sia stato un missile? Non ci sono più un missile troppo largo, troppo piccolo, troppo alto, troppo basso, non corre, non parla cinese, e ti fanno su di tutto, e di colpo sei tu che devi giustificare quello che hai detto, mentre era lui che doveva spiegarmi cosa ha colpito il Pentagono. Quindi io suggerisco sempre, sembra un atto di vigliaccheria, in realtà è una strategia molto saggia, quella di fermarsi alla domanda, cioè non siamo noi che dobbiamo dare le risposte. Io vedo delle scie in cielo che persistono e non so che cosa siano, so però che non possono essere scie di condensa perché le scie di condensa durano al massimo un minuto. Qualcuno mi spieghi che cosa sono. Vuol dire, è un esempio che faccio spesso: uno torna a casa il pomeriggio e trova la moglie a letto con un estraneo e la moglie dice: amore, non è quello che sembra. Non è che sei tu che devi sapere chi è quell'estraneo, sarà lei che te lo deve spiegare. Tu sai che c'è qualcosa di molto poco carino in quell'immagine che hai davanti, ma da lì in poi è lei che, ciccia, se non è quello che sembra, dimmi tu chi è questo signore. Non è che devi sapere tu nome e cognome, no? Ed è un po' il giochino che ti fanno sempre, appunto, come diceva prima: allora lei dice che sono stati gli ebrei, oppure anche Mentana me lo faceva una volta, ma allora tu chi dici? Chi è stato praticamente? Chi è stato? Dimmi chi è stato. Cercano di mettere in angolo, cercano di fare dare a te la risposta, e così con questo meccanismo si tolgono l'onere di dover dare invece loro delle risposte alle nostre domande. Io rispondo: non so chi è stato, non faccio l'agente dell'FBI, non sono il capo della CIA e non ho certo i mezzi per andare a investigare. So che non è stato Bin Laden, questo di sicuro, e ti spiego perché. A questo punto tu che mi hai mentito gentilmente mi spieghi perché mi hai mentito e casomai mi dici anche chi è stato. Beh, a questo punto dai il tuo commento sull'operazione che ha liquidato Bin Laden. No, vabbè, le andiamo sul comico. Appunto, volevo farmi due risate. Il vero Bin Laden, secondo diversi articoli dell'epoca, è morto il 26 o 27 dicembre del 2001. È morto a Tora Bora di cause naturali, aveva bisogno di dialisi continue, pare che a Tora Bora in alta montagna strumenti per la dialisi se ne trovino pochi, ha avuto una crisi ed è morto. In realtà Bin Laden, la sera del 10 settembre, questo è stato riportato dalla CBS, da Dan Rather della CBS, la sera del 10 settembre non era in una grotta, mi sono accorto adesso che si sente meglio così, non era in una grotta dell'Afghanistan a telecomandare gli aerei che dovevano colpire le Torri Gemelle, ma è stato ricoverato d'urgenza a Karachi per una crisi renale dalla ISI, cioè la ISI, i servizi segreti pakistani, che sono i gemelli, diciamo, della CIA in Pakistan, perché stava per morire. Lo hanno ricoverato d'urgenza perché gli serviva vivo, perché non puoi avere domani mattina l'11 settembre la colpa da dare a loro e questo qui che ti crepa la sera prima chi vai a prendere a quel punto? La sorella, perché te la prendi con la sorella, lui è già morto, ci voleva la scusa, quindi hanno dovuto tenerlo vivo. Il problema è che quest'uomo era già vecchio e rovinato e quando ha capito ovviamente che stava venendo usato come scapegoat, come capo espiatorio per l'11 settembre, per lui era ormai troppo tardi. Lui ha fatto una dichiarazione il 16 settembre dicendo: guardate che non sono stato io. È uscito sui giornali pakistani e l'ha riportato alla BBC. Ha detto: non solo non sono stato io, sono contrario alla violenza che uccide donne e bambini, eccetera, eccetera, ma per fare un'operazione del genere serve assolutamente il lavoro dei servizi segreti. Guardate ai servizi segreti di vari stati, ha detto lui, perché più sotto di quel livello nessuno riesce a organizzare
un'operazione, come diceva Tom, in cui 4 aerei passeggeri riescono a prendere in giro tutta la difesa aerea e a scappare per 1 ora e mezza senza venire trovati. Ci vuole chiaramente la collaborazione ad alto livello di qualcuno che non cerca quegli aerei. Tra l'altro, come vedrete, chi viene domani a vedere il film, il capitolo sulla difesa aerea è molto molto approfondito e fa vedere come proprio sia stato fatto di tutto per evitare che appunto la difesa più sofisticata ed efficace del mondo riuscisse a non intercettare questi 4 aerei, perché sennò sarebbe crollato tutto. Hanno fatto di tutto per mandare via gli aerei, per sviarli, hanno messo dei falsi blip nel sistema in modo che questi inseguissero quelli. Hanno fatto di tutto e sono comunque quasi riusciti a prenderli lo stesso, fra l'altro, talmente sono bravi. Comunque, tornando a Bin Laden, chiaramente, siccome questo è morto, hanno creato quel finto personaggio che è andato avanti a mandarci messaggi sempre nelle occasioni più disparate, dicendo vi farò di tutto, sempre prima delle elezioni americane, fra l'altro veniva fuori. 3 giorni prima minacciava sfracelli perché tutti si aggrappavano a Bush per dalla paura. Però in realtà non è mai più comparso, veniva solamente con messaggi radio o messaggi scritti. A un certo punto è comparso in TV nel 2009, mi sembra, e aveva la barba nera, sembrava il figlio di Bin Laden, cioè sembrava che avesse 20 anni di meno, e uno dice: ma da che dottore va? Perché ci vado anch'io, perché chiunque si ricordasse il Bin Laden del 2001 con la barba, pesava 24 kg, aveva la faccia smunta così, questo qui stava benissimo, era bello piazzato, aveva il naso un pochino più adunco dell'altro, aveva il viso largo il doppio, ma non importa, si vede che gli aveva fatto bene la cura. Chiaramente a questo punto cosa succede? Che quando Obama ha avuto bisogno di venire via dall'Afghanistan, siccome ufficialmente eravamo andati a cacciare Bin Laden, bisogna toglierselo di mezzo sto problema. Non si può venire via dicendo però non avete preso Bin Laden. E allora hanno preso un poveraccio qualunque, che non so chi fosse, ma poverino, non avrebbe voluto essere nei suoi panni, e hanno fatto la famosa messa in scema, esatto, bel lapsus, di Abbottabad, dove praticamente avviene questo blitz, dove viene preso il più famoso terrorista del mondo, il quale deve avere un tesoro di informazioni, per cui la prima cosa che devi fare è non ucciderlo. Lo ammazzano nonostante fosse disarmato, e non solo, non gli fanno neanche una foto, e lo prendono e lo buttano in mare, così non lo vede mai nessuno. D'altronde, come fai a uccidere un uomo che è morto 10 anni prima? L'unico modo per ucciderlo è inventare una seconda finta uccisione nella quale c'è stata questa messa in scena incredibile di Abbottabad. Con quello che poi è seguito. Sì. Beh, poi curiosamente, non mi ricordo più con chi ne parlavo oggi, succede che naturalmente i 12 o 14 dei 18 di questa squadra speciale, questo ti riferisci, no? Sì, Team 6, la famosa squadra speciale che avrebbe fatto questa operazione, 12 su 18 di loro sono morti 2 settimane dopo in un elicottero che è stato abbattuto dagli afghani. Credo che sia il primo e unico Chinook mai caduto in Afghanistan. Sì, è il secondo in tutto, fra l'altro, perché non è mai successo, ma questo elicottero ha deciso di andare a volare proprio sopra una postazione talibana, e naturalmente quelli lì hanno premuto, l'hanno tirato giù, sono morti quasi tutti quelli che avevano liberato Bin Laden, e quei 3 che sono rimasti, quanto pare, non parlano più e non hanno più nessuna voglia. Poi nei mesi ultimamente credo che ne siano morti altri. Non lo so, questo non lo so, ma quei 12 sono bastati, perché sono quei colpi di sfortuna che, guarda, ti vengono. Dimmi. Ciao. Ciao. Intanto volevo ringraziarti pubblicamente e volevo dirti che ti considero uno dei pochi eroi del nostro tempo per quello che fai. Dopodiché volevo anche fare una riflessione, mi veniva prima da ridere quando dicevi: beh, io non voglio convincere nessuno, ognuno di voi si documenti e si faccia un'idea, però questo porta via tempo, eccetera. C'è anche un modo molto più semplice per farsi le idee, basta andare sul sito del CICAP, tutto quello che negano, allora stai pur certo che c'è del fumo e c'è anche molto arrosto. Ecco, mi viene in mente il metodo scientifico che usano loro, che una delle spiegazioni dei cerchi nel grano è i porcospini che fanno l'amore in circolo, eccetera. Vabbè. Lo dico per chi non lo sapesse, fatevi questo regalo, cercatevi su YouTube un mio video che si intitola Piero Angela non dice la verità, è diviso in 4 parti. La seconda, credo, fa vedere la storia dei porcospini e la spiegazione di come i porcospini in amore, o le gazzelle certe volte in amore, girino in tondo, per cui alla fine fanno i cerchi di grano. Ci sono delle immagini di cerchi di grano di larghi 1,5 chilometri
Per cui tu devi immaginarti queste gazzelle impazzite che di notte, ce ne vogliono 400 di gazzelle per fare quei cerchi, tutta la notte girano come delle cretine tutta la notte, e al mattino il contadino arriva e dice: oh, mi hanno fatto, guarda cosa mi hanno fatto le gazzelle. Vengo alle domande, avrei 2 domande. Una, volevo chiederti su cosa stai lavorando adesso. Mi aspettavo, scusami, ma avevo già visto quasi 3/4 del documentario già pronto su John Kennedy. John Kennedy, quindi speravo che per il 50° venisse, ma comunque senz'altro. Anch'io speravo, ho finito quello dell'11 settembre il 10 settembre alle 9 di sera praticamente. Sono riuscito a metterlo in rete in 3 lingue per l'11 di settembre ultimo, ma è stato un lavoraccio di 3 mesi. E poi mi sono reso conto che non era finito, perché dopo di quello, a parte che dovevo fare il trasloco, quindi avevo la famiglia che partiva da Los Angeles, spostare una famiglia di 6 persone, cani, gatti e via dicendo, è stato non facile. E poi realmente mi sono trovato qui molto stanco dopo 3 anni di questo lavoro, per cui ho deciso, siccome ho visto che non ce la facevo comunque per l'anniversario, ho deciso di non provarci nemmeno a finirlo, perché voglio fare un lavoro ben fatto su John Kennedy. Ho già metà del film, chi l'ha visto in rete, L'uomo che uccise Kennedy, che è la seconda metà in realtà. Devo fare ancora la prima, cioè il perché la versione ufficiale di Oswald non sta in piedi. Ho passato ben 3 anni su un sito di debunkers del caso Kennedy, quindi anche lì c'è l'equivalente come attivissimo debunker per il 11 settembre le scie chimiche. Ci sono anche i debunkers del caso Kennedy, quelli che dicono che è stato Oswald e basta, si chiamano in questo caso Diego Verdegiglio e Davide Ferrero. E io ho passato 3 anni lì a scornarmi con loro sul loro sito e ho capito, ho discusso di tutte le argomentazioni una per una e ho capito quali sono i punti deboli. Perché alla fine i debunker ti fanno comunque un servizio meraviglioso. Nel momento in cui tu gli poni un problema, loro ti danno la loro miglior risposta. Quando tu sai di averli veramente spremuti al massimo e l'hai messo in angolo e l'hai insistito per un mese su questa cosa e ti accorgi che lui non ha una risposta, allora tu sai che quello è un punto valido da usare nelle argomentazioni finali. Alla stessa stregua eviti quegli argomenti sui quali loro sai che hanno una risposta che può apparire valida e per la quale dovresti sprecare troppa fatica per smontarla. Quindi in realtà loro, mentre credono di difendere la loro verità, ti fanno un regalo meraviglioso perché ti mostrano i punti deboli. Però bisogna stare lì a sfiancarsi ed è un lavoro veramente massacrante anche quello, perché devi lottare su ogni virgola, anche lì sull'anello del fucile di Oswald, della famosa foto dell'FBI, che si vede quando si vede Oswald col fucile in mano, perché tutti gli assassini si fanno sempre riprendere prima col fucile, così nel caso trovate la foto sapete che ero io, che fui io, e poi tengono anche la ricevuta del fucile comprato nel cassetto, così all'FBI appena arriva la trova. Su quell'anello della cinghia del fucile Carcano che tiene in mano, cosa, io ho passato 1 mese e mezzo a discutere. So oggi, per esempio, che quell'anello è un argomento valido che dimostra che il fucile che tiene in mano Oswald non è lo stesso che fu trovato nel book depository, quello che fanno vedere, sai, il poliziotto che viene fuori, fa vedere così, non è lo stesso. Ma ci ho messo 1 mese e mezzo, quindi sfiancante. Per cui ho lasciato il Kennedy così. Credo che il prossimo che farò, anzi credo ormai ho deciso, sarà quello sui falsi viaggi lunari, perché avendo io fatto il fotografo per 30 anni, lo dico senza falsa modestia, ci metto da 2 a 4 secondi a vedere che le foto della Luna sono false, sono fatte o in studio oppure in esterni di notte con un riflettore. Il problema è spiegarlo a chi non si intende di fotografia, ma sono talmente convinto che quelle foto siano tutte false che voglio dedicarmi a quello, perché è un argomento che pur essendo vecchio per qualche motivo attira moltissima gente, c'è ancora questa cosa qui del sapere se sono veri o no i viaggi lunari. Dico subito che comunque sia la mia teoria, la mia tesi è che non siamo certamente andati sulla Luna con le missioni Apollo, che poi ci siamo andati in altri momenti con altri mezzi, che ci siamo magari anche adesso, che si vada e venga in 5 minuti con altri mezzi, con la filovia o con qualcos'altro, non lo so, non lo escludo. Sono certo e posso dimostrare che le missioni Apollo sono tutte basate su fotografie false fatte in studio. Io ho lavorato per anni con un fotografo famoso, Oliviero Toscani, ho imparato da lui il mestiere, e qualche anno fa, quando pensavo appunto di fare un film sui viaggi lunari, l'ho chiamato e ho detto: senti un po', ma tu quando hai visto per la prima volta le foto del viaggio Apollo, cosa hai pensato? Lui mi ha detto, testuali parole, ho pensato, se le avessero fatte fare a me le facevo molto meglio.
Questa è l'opinione che ha il fotografo professionista, vede in un secondo. È come l'esperto di cavalli riconosce il ronzino dal campione guardando un ginocchio. Per me i cavalli sono tutti uguali, non distinguono uno dall'altro. L'esperto di pittura riconosce un falso Rembrandt da un vero Rembrandt. Ma a me potresti rifilarmi una crosta che io ci casco come un pesce. Cioè, ognuno ha la sua specialità. La mia è quella di conoscere la luce. Io so misurare la luce senza l'esposimetro in qualunque situazione, perché l'ho fatto per 30 anni, tutti i giorni era il mio mestiere, no? Quando vedo le foto lunari vedo immediatamente che non c'è luce sufficiente per avere quel riflesso che ti dà il controluce. Il problema è trovare un modo di spiegarlo a chi appunto non si intende di fotografia. Però credo di aver acquisito abbastanza così dimestichezza con questo formato del documentario da poter fare una cosa interessante. Un'ultima cosa, volevo chiederti un tuo commento sui fatti di questi giorni, queste manifestazioni, questo movimento che nei suoi volantini parla di sovranità monetaria e quindi siamo a un punto di svolta. Uno dei 3 o 4 altri documentari che vorrei fare un giorno è sull'economia. Non me ne intendo abbastanza, e l'ho sempre detto con sincerità, da poter avere opinioni serie in merito. Di certo arrivo a capire che siamo tutti dentro un sistema di schiavitù creato dalle banche, fin lì non è che ci voglia proprio Gesù Cristo per capirlo. Capisco anche che il meccanismo del debito di per sé sia qualcosa di insanabile, cioè se tu cominci a giocare a Monopoli con 1000 monetine non puoi in nessun modo trovarne 1200 alla fine della partita, devono essercene sempre 1000. Se qualcuno ne ha 1200 vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel sistema, cioè quelle monete non hanno più quel valore. Però, ripeto, non me ne intendo abbastanza, devo passare almeno 6 mesi, un anno a farmi massacrare da gente come Francesca e da altri per sentire, e da Alberto, esatto, per sentire tutte le opinioni e poi cercare di vedere se ho anche qualcosa da dire, perché magari insomma, io i film li faccio se ritengo di avere qualcosa da aggiungere a quello che è già stato detto, se no non c'è motivo di fare questo tipo di documentario. Ok. Giù le domande, sì. Sì, buonasera. Volevo sapere perché abbiamo sempre questi esempi eclatanti dall'11 settembre a Kennedy dalla parte americana, invece dalla parte russa non abbiamo perlomeno poche notizie, pochi fatti evidenti, cioè non è che buttano giù il Cremlino per fare qualcosa, cioè come mai, secondo lei? Ma io credo che noi non sappiamo niente dei paesi di oltrecortina in generale, non solo dei fatti più o meno misteriosi. Almeno per me la storia di quello che è successo nell'Unione Sovietica e quello che è successo dopo nella Russia di oggi è una storia filtrata dai media occidentali, quindi ci raccontano soltanto quello che vogliono loro. Abbiamo una versione monocolore. Io personalmente dovessi spiegare a mio figlio che cos'è stata l'Unione Sovietica o cos'è la Russia oggi, non saprei da dove iniziare. Dovrei dire, guarda, di pazienza, mi informo 6 mesi, mi leggo 4 libri, 7 ricerche e 3 cose, e poi ti dico qualcosa. Perché avendo vissuto nell'Occidente, essendo noi nell'Occidente, avendo avuto quindi sempre il filtro mediatico che ci ha sempre dato una sola visione dei fatti monocolore in tutti i sensi in questo caso, non abbiamo la possibilità di sapere niente, quindi non solo i fatti dubbi come questi, ma in realtà anche io non saprei spiegare come vivevano i russi, non so, nel 1970, non ho la minima idea, perché non voglio fidarmi ciecamente di quello che mi diceva il TG7, per cui è chiaro che dovrei fare prima una ricerca, dovrei leggermi dei libri scritti da gente che viveva là e che magari aveva una visione un po' diversa delle cose, ma credo che siamo nella cecità più assoluta non solo rispetto ai fatti misteriosi. Buonasera, intanto complimenti per il lavoro che sto seguendo su YouTube per quanto mi riguarda e volevo chiedere una sua opinione sul lavoro di Biglino, se lo conosce, se ha avuto modo di vedere quello che ha prodotto, diciamo, ultimamente. Proprio oggi ho messo sul luogo comune l'annuncio che Biglino ha ricevuto una lettera minatoria, non so chi l'ha vista in giro, gira anche su Facebook dappertutto. Non sembra una cosa seria, nel senso che è scritta da uno che deve essere un emerito cretino, ma comunque sia è significativo il fatto che qualcuno si sia solamente scomodato per mandargli una lettera del genere. Quando uno comincia a dare un disturbo di questo genere significa che ha messo
il dito su una piaga che fa male sicuramente, perché ai ciarlatani nessuno dedica del tempo, nessuno manda le terminatorie. Se uno è un cretino lo lasci stare. Come diceva Don Chisciotte a Sancho Panza, se i cani abbaiano vuol dire che ci stiamo avvicinando. Cioè evidentemente lui ha messo il dito su qualcosa che a qualcuno dà fastidio. Posso chiederle se è d'accordo che fondamentalmente quello che dice Biglino è che la Bibbia è, Sì. possiamo parlare leggendo... della proto menzogna praticamente, che è stata costruita intorno a dei fatti diversi quantomeno. Sulla Bibbia ci sarebbe un discorso molto 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 lungo da fare, nel senso che prima di definirla decisamente una menzogna ci sono tutti gli stadi intermedi che ti permettono di considerarla il miglior libro possibile per spiegare all'umanità di allora le cose come stanno. Cioè io ho iniziato proprio di recente a leggere Il Dio alieno di Biglino, per cui so solamente per sommi termini quello che sostiene, non ho ancora guardato a fondo quali sono le sue argomentazioni. Da quello che ho letto mi piace molto perché usa un approccio logico molto simile al mio, parte sempre dai fatti e non dai presupposti. Tra l'altro lui è esperto di lingua, quindi parte proprio dal significato, dalla semantica delle parole, quindi va ancora oltre i fatti, va proprio al segno iniziale della comunicazione. Però non ho ancora un'opinione definitiva perché è sicuramente una persona seria. Io ho avuto qualche scambio con lui in un paio di trasmissioni radio dove ci siamo scambiati opinioni su cose specifiche, però in generale non sono in grado di dare un giudizio definitivo. Sono sempre più convinto istintivamente io, man mano che vado avanti, che nella storia della creazione ci sia molto da rivedere, questo sicuramente. Non saprei ancora dire fino a quanto tendo a credere a una ipotesi aliena di creazione da parte di... Cioè non ho ancora ben capito se l'alieno alla fine e l'essere spirituale che ci avrebbe creato, gli Elohim famosi, possono in qualche modo essere la stessa entità. Per cui dove finisce il mondo fisico, dove comincia il mondo sottile dell'evento creativo, non ho ancora capito bene dove possa stare quel confine, quindi diventa difficile per me avere un'opinione su questo. Credo che sia un argomento abbastanza lungo, ma qualcuno mi ha chiesto false flag italiane. Che ore sono? Seguito di quello che ha appena detto, parlando di complotto totale, non pensi che i gesuiti... No, aspetta, ti fermo subito. Tu hai l'aria di uno che ha troppe domande troppo vaste e troppo vaghe cioè, guarda quante persone ci sono e quante persone magari vorrebbero fare una domanda, ne hai già fatte 3, abbi pazienza un attimo, dai. Sì, salve, buonasera. Il signore qui mi ha... gesuiti, poi tra un po' so già dove andiamo a finire, non va bene. Buonasera, il signore qui mi ha anticipato un attimo un argomento, no? Si ricollega alla domanda che non so chi le ha fatto prima, della serie come mai lei può andare in giro liberamente a fare conferenze sui complottismi, mentre il signore appunto sollevava il dubbio come mai lei non ha queste determinatorie, come mai non l'hanno già bloccata, no? Infatti ho notato una cosa sottile, adesso dico quello che ho notato, poi voglio un suo commento. Ho visto che andando sempre in siti di complottismo, sia in luogo comune, comunque andando anche in Nexus, leggendo la rivista, alla fine quello che io penso che uno ha leggendo tutto il sito è che comunque questo Dio non esiste nulla, no? In luogo comune c'è un post dove appunto si fa vedere che la Bibbia praticamente è una cosa un po' sembra quasi creata, buttata lì al momento. Oggi appunto c'era il post ieri di Marco Biglino che è stato smentito alla grande da un professore col quale ha fatto un confronto, adesso non mi ricordo qual è il professore che ha fatto il confronto, poi anche Marco Biglino appunto che viene a dire io ero un ex massone, ero in massoneria, adesso si esce così allo scoperto della massoneria. Ecco, tutta una serie di cose dove ci fanno vedere alla fine che gli alieni, come fanno vedere i media, sono personaggi reali, esistenti, sono realmente extraterrestri, no? Nessuno si pone mai la domanda, ma gli alieni non sono demoni. Chi ha fatto appunto le conferenze dicendo gli alieni sono demoni sono spariti, mentre Project Camelot, dove fa vedere anche un'autopsia di un alieno, quella cosa lì è viene divulgata in tutto il mondo, quindi
si crea questa cortina di fumo molto sottile dove io faccio vedere sì le scie chimiche, ma alla fine ti dico cosa sono qua, purtroppo non ho una contraerea, non possiamo buttarle giù, quindi resta un argomento messo lì, faccio vedere Kennedy, sì ma ormai è successo, è rimasto lì, le torri gemelli, ok, ho scoperto che era un inganno, però alla fine non posso farci nulla, però la gente viene indottrinata in maniera molto sottile sul fatto dell'alieno, l'alieno esiste, l'alieno è così, la Bibbia non esiste. Appunto il sospetto che io sollevo è questo, cioè questi siti esistono appunto per arrivare a un pensiero unico nel dire guarda, sono tutte sciocchezze, nessuno si è accorto finora della Bibbia, no? Adesso arriva Biglino che non è mica qua a pettinare le bambole, cioè lui riscrive la storia dell'umanità. Come appunto anche in questi siti andiamo a trovare sempre questo alieno di mezzo, no? Alla fine non c'è mai la risposta, ma è un demone oppure è realmente esistito. Quindi tutta una serie di argomentazioni che abbiamo in questi siti, ok, che sono veri, ma alla fine l'1% dell'argomentazione vuole indottrinarci sul fatto appunto non vero, vuol portare fuori. Io non dico alla gente bisogna credere in Dio o meno, no? Perché già il fatto di credere è una cosa stupida. Fai la domanda. Però la mia domanda era questa, appunto, il dubbio che questi siti vadano a deviare il pensiero. Se alla fine abbiamo tanti misteri da risolvere, il mistero più grande è il mistero della vita che non viene mai trattato. Abbiamo questo argomento molto sottile che ci devia appunto magari dalla vera risposta. Io appunto, personalmente la domanda è i siti sono creati, so che ovviamente non mi può rispondere di no, però certo che ti dico di sì, vuoi che ti dica di sì? No, non voglio che mi dica di sì. Unico. Non so neanche cosa sia sta storia del pensiero unico, però mi piace, l'ho fatto per questo. Però ho capito, no, il discorso, ecco, appunto volevo la smentita di questo. Ma no, figurati ti smenti su una stupidaggine del genere, scusami, pazienza. Smentire vuol dire prendere sul serio quello che hai detto. Tu hai citato il mio sito, per cui ti rispondo per il mio, per gli altri non so di quali parli. Sul mio sito tu trovi, se fai una ricerca sul creazionismo, troverai almeno 15 articoli che ho fatto io, dove io cerco di spiegare in tutti i modi, con la logica però, non con la fede, come sia impossibile che l'uomo sia venuto al mondo senza una creazione. Io sono per l'intelligent design, la soluzione dell'intelligent design, capisci? Che esiste un creatore. Quindi ho cercato in tutti i modi di lanciare questo argomento. È un argomento che ovviamente si ferma sulla frontiera di dove inizia la fede e dove finisce la ragione. Fides et Ratio non è un'enciclica da niente, è un'enciclica importantissima proprio perché cerca di definire quel tipo di limite, dove inizia uno e dove finisce l'altro. Secondo me c'è una zona che si sovrappone fra le due ed è una zona per la quale io ho sempre combattuto, cioè una non esclude l'altra. Ma quello che hai detto tu non si applica assolutamente al mio sito, non troverai mai quello che tu hai detto sul mio sito, quindi non ti posso neanche rispondere in realtà. Forse ti confondi con altri, forse ti sei fatto un'idea tu personale. E tra l'altro il fatto di dire non si dà mai spazio a quello che è la cosa veramente importante. Calcola che stai dicendo quello che per te è importante, ma non necessariamente per tutti gli altri. Quindi io do spazio a quello che ciascuno che viene sul sito a discutere ritiene importante. Se a un certo punto ci sono 20 utenti che hanno bisogno di parlare delle rotelle, della frizione della 500 perché per loro è diventato fondamentale parlarne, parleremo di quello. Cioè il mio è uno spazio che permette a chi vuole parlare di una certa cosa di farlo pur restando basta che resti dentro certe regole di civiltà, ma non ci sono assolutamente limiti di argomenti. Stabilire già in partenza che esiste un argomento più importante e quindi sottintendere la domanda perché tu non lo tratti è un discorso totalmente personale che non puoi fare applicato ad altri. Bene, io direi che possiamo chiudere. Per me sono le 11. Io sono a vostra disposizione comunque. Ok, allora io vi ringrazio e spero di vedervi qui anche domani mattina per la proiezione del film e poi ricordatevi che alla fine della proiezione avremo ancora un paio d'ore.